Il progetto della Banca delle Visite dunque approda anche in Friuli Venezia Giulia, come si strutturerà? Allora sì, il progetto approda anche in Friuli Venezia Giulia grazie al grande supporto del Comune di Udine e del Policlinico Città di Udine. Si strutturerà in questo modo: la nostra realtà permette di garantire cure gratuite anche a chi non se lo può permettere, e attraverso i canali del Comune piuttosto che del Policlinico sarà per noi possibile accettare le richieste appunto di visite gratuite, affinché noi li si possa donare a queste persone che magari sono in attesa già da anni di poter fare delle cure o delle visite. Chi è interessato ad aderire al progetto e quindi a sottoporsi a una visita, come deve fare? Verrà fornito un numero specifico proprio per il Friuli Venezia Giulia e la zona nello specifico di Udine. Banca delle Visite attraverso i suoi canali sarà comunque sempre disponibile anche per il territorio Friuli Venezia Giulia. Saranno questi i due canali principali dove sarà possibile appunto chiedere le donazioni. Anche il Policlinico Città di Udine aderisce convintamente a questo progetto? Beh, indubbiamente, perché l'iniziativa è sicuramente meritevole. Come ho anche rappresentato il fatto che noi siamo comunque una società privata che dobbiamo fare i conti con i nostri bilanci e quindi mirare inevitabilmente per la nostra sopravvivenza alla redditività non significa che non possiamo avere un'attenzione nei confronti di alcuni aspetti sociali presenti nel territorio in cui operiamo ormai da tanti anni. Per cui questa iniziativa di poter fare avere a delle persone che indubbiamente oggi per tanti motivi di disagio e soprattutto quello economico non sono in grado di poter sostenere i costi di una visita o talvolta anche di un ticket, ci sembra un'ottima iniziativa. Il Comune ha in essere un sistema di sostegno alla fragilità, alla marginalità, che si chiama Progetto No alla Solitudine, 24 associazioni di volontariato che raggiungono quotidianamente le persone in stato di indigenza, le persone che hanno dei bisogni più disparati possibili, persone fragili, persone anziane, persone che fanno fatica a arrivare a fine mese o che fanno fatica a accedere a dei servizi. Il progetto No alla Solitudine riceve almeno 3.500 richieste all'anno di sostegno di vario tipo, dall'andare a fare la spesa, andare a ritirare i farmaci, trasporti, accompagnamenti, consegna di pasti a domicilio. Queste 3.500 persone che attualmente vengono seguite e richiedono almeno un servizio all'anno sono persone alle quali da quando ci verrà dato il via da parte di Banca delle Visite e Casa del Coro Città di Udine faremo sapere che c'è anche questa possibilità di accedere a un servizio sanitario, ovvero a delle visite offerte da Casa del Coro Città di Udine, prestazioni sanitarie pertanto che affiancano quelle già in essere e offerte dal Servizio Sanitario Regionale, che prevede comunque tutto un sistema di garanzie per le persone deboli, di esenzione dal ticket e di priorità ben codificate e note.